Buongiorno e ben ritrovati ad una nuova puntata in diretta in compagnia di Ore 13. Le malattie rare conosciute e diagnosticate sono quasi 8.000. Una di queste è l'atassia di Friedreich, una patologia che abbiamo un po' imparato a conoscere grazie soprattutto all'associazione Ogni Giorno per Emma. Poco fa ho detto 8.000 patologie rare conosciute, ma è un numero sempre in crescita, in evoluzione, perché mano a mano che la scienza progredisce e avanza se ne scoprono anche altre, e allo stesso tempo però si dà anche speranza a quelle che sono già attestate e conosciute. Ecco dunque l'importanza di essere uniti, di fare squadra, di metterci ognuno del proprio e di dare quindi il proprio contributo. Questo è il tema di oggi, ne parliamo in compagnia dei miei ospiti che vi presento subito. In studio con me c'è Annalisa Bertazzon, presidente dell'associazione Ogni Giorno per Emma Ollus, ben trovata nei nostri studi Annalisa. Grazie, ben trovati tutti, grazie Alice. E poi siamo in compagnia di Michela Tonetto, una sostenitrice dell'associazione Ogni Giorno per Emma Ollus. Ben trovata. Ben trovata Michela. Grazie. Allora, ricordo ai nostri telespettatori che siamo in diretta, aspettiamo quindi le vostre domande, il numero lo vedete ed è lo 0422 1626 798. A proposito di restare uniti e di dare il proprio contributo, lo potete fare tutti, soprattutto in un'occasione particolare che oggi vi vogliamo presentare, ed è uno spettacolo che è Ridiamo insieme a Michele. Si svolgerà il 1° giugno al Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave. Comincio proprio da te Michela, ci racconti un po' questo spettacolo al quale tutti possono partecipare, in che cosa si potrà vedere? Allora, siamo da molti anni appunto ci siamo aggregati all'associazione Ogni Giorno per Emma e io sono di San Donà di Piave e io con la mia famiglia abbiamo detto perché non organizziamo qualcosa nel territorio per comunque sostenere l'associazione, e quindi è nata l'idea di organizzare uno spettacolo comico. Infatti ci saranno 3 comici importanti di Colorado, quindi anche abbastanza conosciuti, e sì, abbiamo organizzato questo spettacolo con l'aiuto appunto del sindaco di San Donà, che ci ha dato anche l'ospitalità, e il 1° giugno speriamo bene appunto che... In platea è già tutto pieno, sì, bisogna ancora riempire qualche sì, posto, quindi possiamo dire a tutti i nostri telespettatori di farsi avanti se e vogliono partecipare. Appunto partecipare e darci anche un aiuto per la ricerca. Ecco, Annalisa, ha fatto tutto Michela, si è preoccupata lei di chiamare il sindaco, di procurarsi tutte le documentazioni necessarie per organizzare uno spettacolo di questa portata. Insomma, è già una sostenitrice dell'associazione ed è entrata in perfetto stile con il tema vostro dell'associazione. È partita da un'idea dove ci teneva a fare qualcosa nella sua città, ed è giusto anche sia così, portare conoscenza nei territori, e poi si è mossa nel modo giusto, con le modalità corrette di partire dal comune, incontrando il suo sindaco di San Donà, e da lì poi è nata, si è costruita la serata, ci hanno dato la disponibilità della data, ovviamente della location, ma con una collaborazione, poi ci stanno facendo girare sul loro sito internet questo evento, quindi una collaborazione veramente a 360 gradi. Questo ci aiuta ovviamente, e credo che le prenotazioni che stanno già arrivando copiose siano anche frutto di questa sinergia e merito di Michela, che si è messa in moto così proprio nel modo più corretto possibile. Allora Annalisa, tante volte sei stata qui in trasmissione da noi, l'associazione sì, insomma l'abbiamo imparata a conoscere anche noi, abbiamo conosciuto più volte Emma, però vorrei che ricordassimo ancora una volta di che cosa si occupa l'associazione e perché è nata. Certo, allora l'associazione è nata nel 2010, dopo poco tempo dalla scoperta che Emma appunto è affetta da atassia di Friedreich, come Michela e come tanti altri ragazzi che ormai conosciamo.
E da subito ovviamente il colpo forte è stato così, come tutte le famiglie, perché insomma, è una storia che poi abbiamo riscontrato in molti altri, e poi invece la volontà di reagire. Nostra figlia ci ha detto: non possiamo subire, la malattia ha un nome, potrebbe anche un giorno avere una cura, però se non ce ne interessiamo magari non arriva mai. E questo percorso quindi attraverso la scrittura di più libri, attraverso l'organizzazione di tanti eventi, con l'aiuto del 5 per 1000 che non smetto mai di ricordare, perché poi adesso siamo nel clou, no? A maggio, che è un aiuto forte per noi, un aiuto importante, siamo riusciti a sostenere più progetti di maggior conoscenza della patologia, per quello adesso se ne parla di più, perché la conoscono di più. Poi di maggiore... Quella che stiamo vedendo è proprio Emma, tua figlia. Eccola là, sì, è l'intervista che ha fatto a seguito della firma del correttore genomico di uno studio, questo è l'ultimo, certo, proprio, poi ne parleremo. Comunque piano piano abbiamo fatto un percorso per dare, non dico ancora in mano una cura perché questo non è vero, ma dei piccoli strumenti che possono aiutare a contrastare un po' la patologia. Un farmaco già esistente che molti stanno prendendo, Michela, se posso permettermi, lo fa, Emma lo prende, e qualche aiutino arriva. Una fisioterapia mirata, studiata, c'è un protocollo anche lì che sosteniamo di ricerca, e anche questo, cioè sono piccoli tasselli che dentro una malattia multisistemica possono però in qualche modo contrastare, quindi il volto della malattia un pochino è cambiato in meglio. Non ancora risultato finale, lì ci vorrà sicuramente un percorso un po' più lungo. La strada del correttore genomico che abbiamo intrapreso di recente potrebbe essere, dico sempre potrebbe perché le ricerche si fanno, ma si fanno per studiare, per capire, no? Speriamo sia anche positivo tutto il percorso, potrebbe essere una svolta importante. Senti Annalisa, come vi siete accorti che c'era qualcosa che non andava? Beh, come un po' tutti, credo che poi lei, se si racconterà, sarà la stessa cosa. Comincia questa intanto incertezza nel cammino, cioè camminano ma in modo un po' così, diciamo, qualche sbandata, anche nel correre, pur facendo tutto, cioè Emma giocava a pallavolo, suonava pianoforte, faceva tante cose, però tutto in maniera come un po' rallentata nel fare le cose e un po' incerta nel giocare, nel correre, ma niente che preoccupasse i medici, nel modo proprio di dire mamma mia cosa c'è, perché rientrava in un quadro anche di sviluppo, cioè a volte ci sono quei bambini un po' imbranati, no? Ma nella fase di crescita magari ci sta. Lei però percepiva che qualcosa non andava e diceva ma io ho qualcosa, dovete dare un nome, io ho qualcosa, e da lì sto qualcosa, e poi siamo con un percorso un po' non proprio immediato siamo arrivati a questa diagnosi che ci ha un po' cambiato la vita, ma ci ha anche dato tante risorse per affrontarla poi. Michela, ti va di raccontarci un po' com'è la tua storia? Beh, più o meno è stata come la storia di Emma che ha appena detto Annalisa. E, sì, anch'io ho stessa patologia, mi è stata diagnosticata tipo su 8-9 anni, però a differenza di Emma, che Emma sentiva che c'era qualcosa che non andava, secondo me era tutto normale. E forse facevo finta di non vedere le problematiche comunque che avevo, e circa sui 15 anni, venendo a contatto anche con l'associazione, ho iniziato a comunque entrare nel problema, a rendermene conto e comunque fare qualcosa per cercare di contrastarlo. Come è avvenuta la diagnosi? Vi siete recati da un medico? Sì, sinceramente però io non mi ricordo, cioè ero molto piccola e sì, siamo andate a fare molte visite, mi ricordo all'ospedale Burlo, e da lì ci hanno consigliato di recarci a Milano al Besta, dove è stato fatto il test del DNA. E è risultato che i miei genitori entrambi sono portatori sani della patologia, e lo stesso anche mio fratello. E io però ovviamente è capitato che sì, mi ammalassi. Certo. Annalisa,
appena Emma ha avuto la diagnosi aveva all'incirca 12 anni. 12 anni, sì, però già da qualche anno però lei diceva che si sentiva qualcosa di fuori posto, ma probabilmente erano segnali, perché non è un percorso uguale per tutti, forse i segnali di Emma erano leggermente più deboli di quelli che invece hanno portato alla diagnosi di Michela prima, e quindi non dico che ci ridevano in faccia i medici, ma un po' ci davano degli ansiosi, dei super siete troppo fissati che questa bambina stia male, eccetera, però effettivamente poi era così, insomma. Ma a 12 anni, quando ha avuto la diagnosi, però ha voluto sapere tutto. Tutto, sì, assolutamente. Lei, ma anche pretendere, cioè nel senso che il suo carattere, la conoscete, insomma, ha preteso di essere presente, cioè cosa che di solito, insomma, quando ti danno la diagnosi non è che ti fanno venire il bambino assieme, però lei, cioè, era una questione, allora, considerato anche la maturità di Emma, che bene o male, insomma, le cose le sapeva anche affrontare, cioè era già una energica di suo, abbiamo detto vabbè, forse è peggio che stia fuori. E da lì, insomma, lei ha fatto domande precise, cosa mi capiterà, come sarà, cioè voleva sapere tutto, come avesse già in mente un quadro di come poteva essere la sua storia, no? E questo ci ha stupiti tutti, perché noi eravamo ancora lì basiti, ancora non capivamo bene cosa fosse questa malattia. Lei invece subito era realizzato di cosa poteva trattarsi, pur non conoscendola neppure lei come nome. Emma dice: io sono sempre stata attratta da quello che siamo noi dentro, no? Quindi anche un po' questa curiosità sì, di capire, di sapere. Probabilmente si nasce proprio da lì, da questa sua indole di curiosità estrema, soprattutto per quello che è l'uomo, il corpo umano, la natura che ci circonda, cioè è sempre stata molto orientata fin da piccola, e forse questa è stata la... E in quel frangente i medici vi hanno detto: così è, purtroppo non c'è nulla da fare. Così è. Emma non ci ha creduto nemmeno a questa frase del medico. No, due lacrimucce magari anche lei le ha fatte, la mamma di più. No, diciamo che sì, poi parliamo 2010, ma probabilmente quando è stata la diagnosi di Michela non ci sono cure, ma anche oggi ufficialmente non ci sono cure definitive, risolutive. In quel momento non c'era proprio niente di niente, quindi ci hanno detto la malattia è così, è progressiva, degenerativa, parte dal cammino ma poi prende mani, eccetera, organi interni, vista, udito e quant'altro, e rassegnatevi, fatela vivere meglio che si può, giustamente, ma non è che potete, insomma. E da lì lei appunto subito a bombardare di domande, e io forse presa da sto senso di dolore forte, oltre che a piangere, ho anche detto, quando la diagnosi è stata appunto comunicata allo specialista, insomma, che ce l'ha detta, ho detto: questo lo dice lei che non ci sono cure. E questo forse in quel momento era uno scatto di rabbia, poi forse sta diventando un percorso, sempre più un percorso concreto. Sempre più reale. Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, rimanete con noi, a tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13, parliamo di patologie rare, ma parliamo anche delle associazioni del nostro territorio che proprio cercano di dare una mano e sono davvero un sostegno molto importante. Con Annalisa poco fa stavamo parlando un po' della storia di Emma. A quel tempo, quando è venuta la diagnosi, c'erano poche informazioni, c'erano poca documentazione in merito a questa patologia, no? Quindi sì, poco si sapeva. Diciamo che cercando in internet comunque la patologia esisteva, qualcosa c'era, però ricerca ce n'era non tantissima, cioè adesso effettivamente c'è molta più conoscenza, c'è anche più esplosione di ricerche, perché in giro per il mondo ci sono parecchi studi attivi in questo momento proprio sulla tassia di Friedreich, vuoi perché sono nate anche parecchie associazioni in Italia e fuori Italia, e questo ovviamente dà forza anche a portare avanti la ricerca, perché sono tutte a finanziamento praticamente privato, di famiglie, di associazioni. Fondi pubblici
ancora non se ne vedono tanti, oppure qui in Italia non se ne vedono proprio. Però diciamo numericamente sono cresciute, quindi ovvio poi l'aiuto dei media sempre più, e vuoi Instagram, vuoi Facebook, vuoi tante cose, la TV che ci aiuta molto, noi ma anche magari altri in giro per il mondo, e questo, conoscenza porta poi a consapevolezza, porta poi a muoversi, a portare a concretezza magari delle situazioni perché inizi un percorso. Certo, e da 9 anni fa, quando è nata l'associazione Ogni Giorno per Emma Onlus, pian pianino, giorno dopo giorno, è diventata una vera e propria famiglia, possiamo dire così? Ma per me sì, perché li considero un po' tutti i miei figli, anche se qualcuno è un po' più grande, cioè non più grande di me, ma non potrei essere mamma anagraficamente, ma li considero, insomma, o sorelle minori o figli, perché gli voglio bene, un affetto grande, perché poi ci si sente, ci si aiuta, ci si scambia tra loro. Poi hanno fatto un bel gruppo, ora magari Michela ve lo dirà, tra ragazzi con la Tassia, perché poi a questa età ce ne sono veramente, questa fascia di età ce ne sono parecchi, ed è per loro anche uno scambio continuo di idee, di novità, di riflessioni, di tante cose, per cui non è solo la ricerca che è quella, il motore propulsore di tutto, ma è anche il fatto di condividere dei percorsi e di non sentirsi soli. È così, Michela, anche per te? Sì, è stato proprio così, e soprattutto stanno sostenendo questa fisioterapia intensiva tra Pieve di Soligo e Conigliano, i 2 centri di nostra famiglia, e lì proprio ci troviamo di solito 3-4 ragazzi con la Tassia più o meno sulla stessa fascia di età, e lì passiamo appunto 5 settimane insieme e possiamo proprio fare gruppo e confrontarci. Ecco, l'associazione Ogni Giorno per Emma Onlus, cos'è per te ma anche per la tua famiglia? Dietro le quinte qui abbiamo il papà Maurizio. È stato proprio un appoggio sia per me che per i miei genitori, è stato visto come ok, non siamo da soli, possiamo appoggiarci a loro e comunque insieme possiamo comunque magari trovare anche una cura, però intanto avvicinarci. Certo, questo è sicuramente molto importante, no? Il fare squadra. In 9 anni abbiamo detto la ricerca è fondamentale, non è solo questo l'associazione, però chiaramente la ricerca è un punto fermo importantissimo, e in 9 anni come associazione avete investito in ricerca più di 1 milione di euro. Sì, sì, già dati, erogati, buttati fuori. Altri sono in programma, insomma, cioè nel senso che continuiamo a investire, a mettere nel nostro budget futuri studi. La prossima settimana incontrerò dei ricercatori per avviare uno studio un po' parallelo a quello sull'interferone gamma su un'altra molecola che è l'itravirina. Lo dico perché è abbastanza, ormai è una notizia che gira molto sul web, che potrebbe essere un farmaco, anche questo già esistente, ma che può dare un aiuto ulteriore a questa patologia per stabilizzarla. Non siamo ancora a risposte definitive, ma noi abbiamo bisogno di prendere tempo, perché la vera cura, quella a cui tutti miriamo, non è al momento disponibile né da parte nostra con gli studi che stiamo facendo, né da parte di altri studi mondiali che ce ne sono, perché richiedono anche decine d'anni quegli studi lì, ma non possiamo tenere i ragazzi lì senza fargli niente per 10 anni, è una cosa folle. Dobbiamo metterli in condizioni di vivere al meglio il presente e l'immediato futuro. Piccole gocce però fondamentali, no? Sì, ma a volte basta 1 più 1 più 1 più 1, ma si arriva a numeri di questo tipo che poi insomma si vede anche dove sono andati, perché insomma, chi ci conosce sa dove sono stati messi e cosa hanno portato a casa, insomma. Anche perché quante persone in Italia sono affette da questa patologia rara? Allora, un numero esatto sinceramente non ce l'ho. Anni fa si dava ancora, certi siti portano statistica di una persona ogni 50.000 abitanti, ma da quello che sappiamo sono statistiche un po' vecchie, cioè sono molti di più. Si stima almeno oggi uno ogni 25-30.000.
Quindi se ragioniamo in Italia saranno almeno più di 1 migliaio, presumo. Noi ne conosciamo parecchi, qualche centinaio li conosciamo direttamente o sul web o perché appunto afferiscono ai centri della nostra famiglia per riabilitazione. Comunque pochissimi non sono, pur essendo dentro al mondo delle malattie rare come incidenza. Avete come associazione contatti non solamente nel Trevigiano, chiaramente nel Veneto, ma un po' possiamo dire da tutta Italia. Sì, anche fuori, perché adesso ho dei contatti con l'Austria, con la Svizzera, mi ha chiamato una signora dal Brasile pochi giorni fa, per cui sì, diciamo che quando sei sul web, cioè quando sei un sito, adesso l'abbiamo anche un po' rinnovato un pochino, quindi magari più di qualcuno sarà andato a vedere. E sì, da tutto il mondo ti possono chiamare perché è un po' in tutto il mondo. Dicono che non sia presente in Africa e in parte dell'Asia, ma credo che è perché non è, cioè già da noi si faceva fatica, no, a conoscerla, certo. Figurarsi in paesi dove hanno già tanti altri problemi di sopravvivenza, purtroppo magari non sarà conosciuta, ma stento a credere che non ci sia, ecco, per il mio pensiero personale, dopo non sono un medico, non sono un La famiglia comunque si allarga ancora? Perché se hai contatti appunto anche da fuori Italia e vengono portati alla luce nuovi casi, insomma si allarga ancora di più la famiglia. Sì, diciamo che l'area Europa più di qualcuno sta già arrivando, questo dell'Austria porterà un bimbo piccolo, tra l'altro una diagnosi molto precoce, lui è italiano ma vive lì da tanti anni e arriverà in Italia quel bimbo tra poco, appunto perché noi i centri della nostra famiglia, Paolo di Conegliano e Pieve di Soligo, sono in questo momento probabilmente gli unici centri che si occupano in via intensiva di una patologia rara e cercano di portare avanti un percorso riabilitativo. Poi riabilitazione ne fai dove vuoi, ma mirata sulla patologia, dove vai a studiare tutti gli effetti, muovo la mano così, cioè c'è proprio un protocollo di studio proprio come una vera e propria ricerca e di anno in anno si acquisiscono competenze nuove per essere di supporto maggiore ai ragazzi. Noi poi abbiamo acquistato anche delle apparecchiature, dei macchinari che aiutano a migliorare la parte fisioterapica e quindi insomma è proprio un investimento importante anche lì. Quanto è importante, Michela, come dicevamo un po' poco fa, la condivisione delle esperienze, quindi magari anche confrontarsi con gli altri ragazzi che insomma sono affetti da questa patologia, quindi mettersi un po' a confronto? Sicuramente è molto importante perché appunto ci troviamo in diversi ragazzi e quindi anche magari appena scoperto di avere la malattia vedono che comunque non ci troviamo da soli, ci possiamo confrontare sulle diverse problematiche che più o meno ci accomunano, però anche parliamo di tutt'altro, molte volte anche ci prendiamo in giro perché magari uno non riesce a fare un qualcosa, quindi per scherzare ci prendiamo un po' in giro. Ecco, sì, penso, ma anche questo insomma è un lato, una sfaccettatura insomma un po' del rapporto. Positivo. Certo, certo. Emma è diventata una ricercatrice, no? Un po'... non ancora, dai. Non ancora, però siamo sulla via giusta, no? Proprio partendo da questa sua grande curiosità, no? Su come siamo fatti, anche sulla patologia stessa, sulla atassia. Certo. E vuole a tutti i costi trovare il modo per arrivare ad una cura di questa malattia. È un suo obiettivo, dopo vedremo... magari noi speriamo arrivi anche prima del fatto che lo scopra lei, però sì, questo è nelle sue corde, è di essere di supporto, perché dice una frase che ha detto lei di recente in un'intervista, dice: io sono qui dentro all'Università di Trento dove studio, sono studente, sono sostenitore, nel senso che la famiglia con l'associazione sostiene nella fattispecie anche uno studio qui a Trento, ma sono anche materiale utile, nel senso che su di me possono anche studiare e quindi dice ho questo triplice vestito dove credo sia utile sia per quello che farò
come studio perché ci mette veramente l'anima, c'è una cosa che ama, al di là del suo problema, probabilmente l'avrebbe amata lo stesso questa strada, l'ama ancora di più perché dice chissà che anche attraverso il mio contributo possiamo arrivare a qualcosa di definitivo, ovviamente quello è il top. Lei dice chi meglio di me può studiare, comprendere quello che sto vivendo, quella che è la malattia. Perché ce l'ha dentro, ce l'ha, quindi lei sa che oggi non mi si muove bene il piede, non mi si muove, perché succede, cioè è questo che lei dice. E riuscire a dare una risposta a quello che percepisce, no? Esatto. Proprio questo. Allora, noi ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità. A tra poco. Europa. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13, parliamo come detto di patologie rare ma anche della forza delle associazioni del territorio, perché sul territorio si muovono e sul territorio cercano naturalmente di far conoscere queste patologie e di creare un po' anche, tenere alta un po' l'attenzione su questo, e noi la teniamo alta con uno spettacolo che si svolgerà il 1° giugno ed è Ridiamo insieme a Michela. Perché esserci a questo spettacolo, no? Perché esserci, perché comunque primo è importante perché dà aiuto alla ricerca, secondo perché appunto è uno spettacolo comico. E quindi si riderà di sicuro. Sì, esatto. E sarà una bella serata in compagnia, magari una serata anche un po' diversa. Annalisa, anche a te lo chiedo, perché esserci a questo spettacolo? Beh, perché esserci? Perché per la prima volta, non è la prima volta che siamo a San Donà sinceramente, ma è la prima volta che siamo a un evento così importante, quindi invito tutti, anche quelli che non sono di San Donà, ma principalmente la bella città di San Donà, a sintonizzarsi e a prenotare perché i posti sono tanti, ma finiscono anche presto. Finiscono anche presto, per cui ci sono i numeri nelle locandine che stanno già girando per San Donà e gireranno ancora di più in questi giorni, per cui ci sono 3 numeri da chiamare indifferentemente, noi prendiamo le prenotazioni così uno non arriva all'ultimo momento e non trova il posto, vogliamo garantire insomma il posto a tutti quanti. Ci sono dei bei personaggi, ci saranno delle sorprese, insomma io credo che vale la pena di fare una cosa utile agli altri con il sorriso e col divertimento. Ecco, questo è lo scopo di questa serata e ovviamente poi quello che resterà, pagate un po' di spese che purtroppo ci sono sempre, anche se sono limitate per fortuna, e sarà tutto per la ricerca, per quei progetti che insomma già abbiamo in cantiere di mandare avanti. Faccio un annuncio che insomma mi è stato dato l'ok di farlo, avremo anche una presentatrice eccezionale che io sono molto affezionata a questa persona e la conoscete bene, voi di Antena 3, si chiama Alice Montagnier. Sono felice davvero di dare il mio piccolo Ti contributo. Ti darei in diretta, ma te lo do dopo. Ce lo diamo lo stesso. Ce lo diamo lo stesso. Sono felice di dare un po' del mio contributo, diciamo così, all'associazione. Voglio bene a voi, voglio bene a Michela, anche se l'ho conosciuta oggi, voglio bene ad Emma, quindi mi fa piacere davvero esserci. E quindi invitiamo ancora per l'ennesima volta tutti a partecipare a questa serata. Annalisa, quanti anni ha Emma? Emma ha compiuto, è dello stesso anno di nascita della Michela, sì. Però ha compiuto gli anni a gennaio, quindi lei ne ha 21 già compiuti. Michela ne ha 20. Perché li faccio a fine ottobre. Ci racconti un po' cosa fai tu nella vita? Emma sì. Fa diciamo la ricercatrice, si occupa proprio di diciamo questo. Che sarà così. Però anche Michela non scherza. Io sto studiando psicologia, sono al 2º anno di università e sì, frequento l'università di Mestre. Perché proprio psicologia? Che cosa ti ha affascinato di questo percorso di studi? Ho sempre avuto l'interesse, ecco, per studiare la mente, qualche, non so di preciso il motivo, però sentivo che era la scelta per me. Molte volte io faccio appunto le cose,
non so, molte volte il motivo per cui mi affascina qualcosa, ma so che è la cosa giusta e quindi mi butto. E quindi insomma stai procedendo con questo percorso di studi, come sta andando? Beh, per ora bene, poi sì, vedremo quale sarà la mia strada, perché appunto non ho ancora le idee chiare, però sono sicura che pian piano arriva. Pian piano si schiariranno le idee, no? Intanto in bocca al lupo, insomma, per il tuo percorso di studi. Annalisa, torniamo un po' sul tema della ricerca, perché insomma questo è fondamentale. Cosa può fare la ricerca per queste malattie? Non so se ti ricordi, ma ci siamo trovati in un'altra occasione proprio qui a Ore 13 e parlando proprio di associazioni di malattie rare abbiamo parlato di un'altra patologia, che è quella della sindrome da fatica cronica, che però sta ancora aspettando un riconoscimento ufficiale. In quel caso appunto la ricerca potrebbe potenzialmente fare moltissimo, perché nel momento in cui arriva il riconoscimento poi si può procedere, insomma, in un certo senso. Che cosa sta attualmente facendo la ricerca per l'atassia però? Allora, per l'atassia, come insomma, avevo un po' prima accennato, ci sono al momento attivi nel mondo vari studi, sia in fase, allora gli studi partono dalla fase diciamo cellulare, poi preclinica, quindi sui topi, insomma, sui murrini, e poi se si ha fortuna che tutto vada avanti, vada bene, ci siano i fondi, si arriva alla fase clinica, cioè a provare sull'uomo. Noi nel nostro piccolo, quegli studi che siamo riusciti a fare, probabilmente anche cose, diciamo, non siamo partiti da una molecola non esistente, siamo sempre appoggiati a molecole esistenti che però potevano dare delle potenzialità di aiuto, e quindi un po' di strada l'aveva fatta qualcun altro, cioè che il farmaco non fosse tossico, cioè quella strada lì l'avevano fatto altri prima di noi. Però comunque la fatica è sempre quella poi di portare, a prescindere, sull'uomo, cioè mettere a terra, diciamo noi, perché lì vedi serve, non serve, cosa aiuta. Allora oggi ce ne sono parecchi in giro, sia di molecole esistenti che potrebbero appunto dare un contributo in più alla malattia, sia di studi completamente nuovi. C'è uno studio in America di terapia genica con dei vettori che sono dei virus, sta andando avanti da un po' di anni, perché quelli sono studi effettivamente lunghi. C'è questa nostra anche studio nuovo del correttore genomico, dove partiamo sempre a correggere il difetto genetico. La malattia, ecco, è monogenica, e questo, anche se è una malattia impegnativa, aiuta perché c'è un solo gene interessato al problema. Quando ci sono malattie multigeniche, cioè più geni, o c'è l'assenza del gene, e lì proprio siamo messi male, ancora la scienza non riesce a prenderle in considerazione. Nel nostro caso, seppur seria e tutto quel che vuoi, però l'attenzione a prendere in considerazione sta aumentando, e quindi vuoi di qua di là, qualcosa sempre in più sta venendo avanti. Poi la parte più difficile è quella di metterla proprio a terra, cioè quando arrivi sull'uomo, se funziona sull'uomo, poi di portarla proprio alle case farmaceutiche. Ecco, questo passaggio ancora non è così facile, perché dipende poi dalla numerica, da quanto dovrebbe impattare il costo del farmaco, però insomma ci stanno lavorando, ci stiamo lavorando in tanti anche a superare questi scogli, una volta che avremo in mano magari molecole veramente interessanti da portarle poi a case farmaceutiche come nuovi farmaci. Ecco, l'ultimo in ordine di tempo, chiamiamolo così, successo di Emma è stato proprio il riuscire ad ottenere, diciamo così, ce lo spieghi meglio tu, un finanziamento tramite l'Università di Trento, una linea di finanziamento proprio per andare a fare la ricerca specifica sul correttore genomico. Sì, allora mi piace che mi hai fatto questa domanda e ti ringrazio. Beh, realmente l'Università di Trento ha un crowdfunding per la ricerca, ok? Perché in generale. Poi il filone sul quale ci siamo inseriti noi, appunto con l'Evo Case9, cioè con queste nuove tecniche di correzione delle formicine molecolari, che ne parlano tanto in giro per il mondo,
non è dato da un finanziamento dell'Università di Trento, ma il nostro finanziamento, cioè quello che noi, i 345.000 euro famosi, sono soldi che mettiamo noi ogni giorno per Emma assieme ad un'altra associazione italiana che è per il sorriso di Ilaria di Montebruno, che è un'associazione di Genova. Dentro a questo contenitore di 700.000 euro che ha annunciato l'Università di Trento, ha dentro i nostri, ma ce ne sono anche altri denari che andranno per altre ricerche, perché loro studiano sui tumori, studiano su tante patologie, cioè il Centro di Biologia Integrata è una città nei sotterranei di Trento, dove c'è l'Università, la Facoltà di Biologia, hanno praticamente sventrato una montagna e fatto questo centro studi grandissimo, dove veramente sono all'avanguardia su ma anche sull'HIV, su tantissime patologie. Il filone della terapia genica, cioè del correttore genomico, è un filone nuovo perché l'anno scorso, a gennaio-febbraio 2018, Trento ha messo a punto un brevetto mondiale nuovo, cioè la tecnica CRISPR-Cas9, le forbicine molecolari, il taglia e cuci del DNA, per dirla proprio con parole molto terra-terra, è frutto di brevetti di una decina almeno di anni fa di case farmaceutiche americane, con un'imprecisione però nel taglio molecolare, perché sono dei batteri che entrano nel tuo DNA e ti sistemano quello che non va. Questo è il principio in generale. No, ma va benissimo, perché così lo riusciamo a capire tutti, perché altrimenti non avremo modo di comprendere. Non si è mai arrivati con questa tecnica, si utilizza in altri settori, tipo nell'agricoltura, con le piante, perché lì funziona. Però c'è un'imprecisione nel taglio, questo taglio non sempre è preciso al 100% e quindi farlo sull'uomo non è proprio la sua. Trento è riuscita con una serie di studi durati anni a portare questo processo, abbandonando i batteri ma utilizzando i lieviti che il sistema immunitario ha lasciato, non ha riconosciuto, non ha aggredito, ok? Ha portato la precisione di questo processo al 99,9%, cioè al 100%. Quindi l'Evo-Cas9, l'evoluzione del Cas9 è oggi, magari domani qualcun altro migliorerà, ma oggi il brevetto mondiale più preciso al mondo in questo momento. E noi quando l'abbiamo saputo, ovviamente c'è stata molta enfasi a Trento, ma anche sulle TV nazionali eccetera, perché è stata veramente una notizia importante. Eravamo lì, fatalità, con una figlia che studiava là, ci siamo fatti avanti, non subito, perché questa piccola associazione, sti due eravamo andati io e mio marito, così, cioè, chi sono, chi non sono, sti due qua che ti chiedono di fare uno studio, quindi non è che proprio ci hanno detto sì dai via. Poi ovviamente abbiamo presentato documentazione, abbiamo portato i bilanci, cioè per far capire che proprio non siamo chissà che, ma insomma neanche proprio così piccolini, e allora siamo stati ricontattati, e dove già allora avevano già fatto loro un primo percorso nel dire sì, questo studio per questa patologia possiamo pensarlo e metterlo in piedi, proprio perché le caratteristiche del problema sono appunto una malattia monogenica, quindi su un unico gene ci può fare un lavoro che ovviamente bisogna tutto provare. Da lì è partito il percorso, carteggi, carte, affari, burocrazia e tutto quello che quant'altro. serviva. E poi la EMA l'abbiamo tirata fuori dopo noi, loro non sapevano che noi eravamo genitori di una ragazza che era lì, che studiava, l'abbiamo detto successivamente, quando ormai il pourparlers era già in una certa fase, anche per non influenzare, ci sembrava corretto, insomma, poi è venuta fuori dal cilindro, è uscita anche nostra figlia e hanno avuto piacere di conoscerla ovviamente. E poi quello che è stato alla firma del contratto c'era anche lei e hanno intervistato molto più lei che tutti noi che invece eravamo lì a mettere firme e soldi, ma vabbè. No, siamo contenti perché probabilmente su di lei speriamo anche di avere delle speranze di studio che insomma possano anche dare un contributo a questa cosa. Noi ci fermiamo per l'ultima breve pausa di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13, ultima parte della nostra trasmissione. Io riparto
dalla nostra Michela, insomma, che ci ha raccontato un po' la sua storia e un po' l'ha raccontata anche all'interno di un libro che si intitola Oltre la siepe cerchiamo un mondo migliore, in cui appunto hai raccontato un po' la tua esperienza, il tuo vissuto insieme a tante altre persone, tanti altri ragazzi che insomma con la quale condividete la patologia. Magari nel libro sì, l'ho raccontato un po' meglio. È un libro appunto nato nel 2016, scritto a più mani, sia da ragazzi affetti da atassia che da genitori o comunque chi la vive ma in seconda persona, cioè tipo guardando il figlio. E è partita un'idea, questa idea di scrivere un altro libro in cui sì, ci raccontiamo e raccontiamo la nostra storia. L'idea è stata accettata e i libri, sì, è l'ultimo libro pubblicato dall'associazione. Insomma, di libri ce ne sono pubblicati parecchi, no? 5 in totale. 5 libri sì. in totale, no? Sì. E questo raccoglie un po' tutte le esperienze. Questo è stata tra l'altro non un'idea nostra, ma arrivata da una, diciamo, ragazza, insomma, da una donna, perché insomma, non è proprio ragazzina, che voleva appunto fare questa cosa, raccontare soprattutto l'esperienza di una sua amica, che è quella che poi per buona parte del libro ha scritto lei, che si chiamava, perché ahimè non c'è più, Paola Catellino, che è una ragazza della Val d'Aosta, che è stata anche assessore della regione Val d'Aosta, insomma un personaggio che seppur con l'atassia ha fatto veramente tante esperienze e ha dato tanto anche alla sua comunità. E così nel pur parler era estate, mi telefono un giorno ero in spiaggia, vorrei fare sta cosa, eccetera, ho detto beh dai ne parliamo quando torno dalle vacanze. Mi vedo 2 giorni dopo già nella mail mia che mi aveva già mandato la storia di questa, che lei l'aveva già scritta, la parte sua, cioè mi aveva già coinvolta, portata a bordo. Allora da lì ho detto dobbiamo farla crescere, cioè queste storie, 2 storie di per sé non fanno un libro, no? E allora ci rimettiamo un po' in moto e quindi ho cominciato a chiedere a Michela, a Elisa, un po' ho scritto Emma, un po' ho scritto io, ma poi tante altre famiglie che tra noi magari non ci conosciamo neanche fisicamente, ci conosciamo via web, e quindi ho avuto racconti di ragazze e ragazzi che conosco in internet, ma di persona, uno è della Calabria, uno è di Napoli, non li ho neanche mai visti, però alla fine è nato un libro dove insomma è anche piacevole, ho cercato poi di legarlo un po' tra loro, di legare un po' tra loro le storie, e effettivamente serve ancora di più a far capire, ma non è che parlino della patologia in sé, cioè del problema, ma di come magari vivono certe situazioni, di cosa vorrebbero fare, dei loro sogni, perché tutti hanno dei sogni, ed è giusto sia così, e questo è stato secondo me una bellissima esperienza. Sono state un po' più forse piagnucolose le mamme, ma ci stava, no? Ci poteva stare. Ci poteva stare. A proposito di sogni, Michela, tu ne hai qualcuno? Per il momento, cioè, come ho detto prima, non sono una che pensa molto al futuro, ma appunto man mano se lo costruisce. E sicuramente ho tante idee, tante cose che mi piacerebbe fare, però sì, appunto, con calma farò. Strada facendo, appunto. Strada facendo sogniamo, quindi. Sì, anche. Si sogna, però si agisce anche concretamente, no? E quindi certo. con l'associazione ci sono tutta una serie di progetti solidali che hanno proprio lo scopo di sostenere ogni giorno per Emma, no? Certo, allora abbiamo iniziative finché basta, giugno full, non abbiamo un fine settimana libero, iniziative poi anche non proprio evento di per sé di un giorno, perché saremo beneficiari di qualcosa che speriamo venga fuori da una mostra di un artista che è un'artista trevigiana, si chiama Patrizia Polese, e dal 18 maggio al 2 giugno avrà la sua esposizione presso la filiale di Banca Mediolanum a Treviso. E questo dalla natura alla natura si intitola questa cosa, quindi anche un po' la tematica legata molto insomma, diciamo, al benessere anche, no? Perché la natura
e vedremo, perché è una novità per noi. Poi un'altra iniziativa che mi ha sorpreso perché non l'avrei mai pensata è quella del mio parrucchiere, di Marco Zavo, che è qui tra l'altro nel comune di San Biagio, con il progetto Abbi cura di me, dove da aprile, già iniziata questa cosa, da aprile fino a dicembre, una parte del suo incasso verrà devoluto a noi. Questo per farci inserire a nostra volta in un progetto un po' più grande creato dal suo fornitore, dal fornitore dei suoi prodotti, che ogni anno un'azienda di Parma si chiama Davines, molto sensibile alle problematiche in generale, e diciamo premia, per modo di dire, il loro cliente che si è più attivato per aiutare qualcuno. Quindi in base all'aiuto che sarà in grado di dare lui potremo poi noi beneficiare di un'ulteriore somma anche importante, sinceramente, e quindi anche questa è una cosa nuova, ma che effettivamente, cioè, nascono continuamente idee sempre così più belle, più attive, oltre poi agli eventi bellissimi, questo in primis, perché il 1° giugno, se posso, volevo leggere, perché non lo fa lei ma lo faccio io, quello che lei ha scritto di sé nel retro del volantino. È molto bello, no? Chi è Michela? Perché giustamente ridiamo insieme a Michela. Ma chi è Michela? Sono una ragazza di 20 anni di San Donà de Piave che vuole fare tutto ciò che le passa per la mente. Purtroppo sono costretta a limitarmi nelle mie idee e devo trovare strade alternative per fare ciò che mi piace. Questo perché convivo con una rara malattia, l'atassia di Friedreich. È una patologia molto seria e la condivido e combatto insieme a molte altre ragazze e ragazzi. Siamo diventati un gruppo affiatato, quello che appunto diceva prima. Al nostro fianco l'associazione Un giorno per Emma ONU sostiene la ricerca per trovare una cura efficace a questa malattia ancora senza rimedio. E poi mi piace quello che ha detto come ringraziamenti: grazie all'amministrazione comunale di San Donà che mi ha aiutato nella realizzazione di questo bellissimo evento, grazie a chi ci ha sostenuto con il loro contributo, abbiamo qualche sponsor che si è messo al nostro fianco, e grazie a tutti coloro che parteciperanno alla serata del 1° giugno. Vi aspetto numerosi. Semplice ma efficace. Semplice ma efficace, brava Miki. Michela, un'ultima domanda per te, no? Perché in questo percorso di organizzazione di questo evento, di questo spettacolo, hai sicuramente incontrato tante persone. Com'è sentire l'affetto e il sostegno della gente? Sicuramente non sono mai stata abituata a mettermi appunto in prima persona, soprattutto nell'organizzazione di un evento, però sì, ho visto che alla fine l'importante è farsi conoscere, poi gli aiuti arrivano. Sei d'accordo? Un ultimo flash, Annalisa? Sono d'accordo, e questo è il messaggio che lasciamo con questo bellissimo venerdì ospiti di Antenna 3, perché è proprio vero questo. Vi aspettiamo tutti quindi il 1° giugno al Teatro Metropolitano Astra di San Donà a Ridiamo insieme a Michela. Siamo in chiusura, io ringrazio davvero Annalisa Bertazzon e Michela Tonetto di essere state con me. Grazie davvero, e grazie anche a tutti voi di averci seguito da casa. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Ore 13. Arrivederci.